Leader di 2 anni al via, sono in 8 dietro l'autostart, 1 Corsaro Nero Font, 2 Cico Cup, 3 Sherivit, 4 Caruso Grad, 5 Cluny Grad, 6 Cleopatra Cup, seconda linea 7 Cavour Griff, 8 Conan OP. I favori in chiusura netti per Sherivit, numero 3 Antonio Di Nardo in sediolo. Reduce da alcune ottime prestazioni, Sherivit. Intanto c'è l'errore di Cleopatra Cuff e si avvantaggia subito Sherivit nei confronti di Caruso Grad, poi Corsaro Nero Font che sarà Numero sotto lungo la 6, corda. Cleopatra Cuff, squalificato. Qualifica per Cleopatra e così la favorita Sherivit completa i primi 200 metri già tranquillamente in 15,7 con strappo soltanto nei primi 50 metri di gara, mentre in seconda posizione Caruso Grad precede Corsaro Nero Font e Cavour Griff. Per corsie esterne, la risalita dopo 400 metri molto tranquilli in 32 da parte di Cico Cup che si trascina Conan OP. Cico Cup avvicina Sherivit che per il momento non ha alcuna intenzione di accelerare. Ne approfitta quindi Antonio Greppi con Cico Cup per portarsi a ridosso della battistrada, che completa addirittura in 48,1 i primi 600 metri, all'esterno anche Conan OP e quindi Cluny Grad che lasciano in coda Cavour Griff. 1-3-3, passaggio alle 800, 15,2 davanti alle tribune e ora la corsa comincerà gradualmente ad accelerare, ma Cico Cup si limita per il momento a rimanere a ridosso di Caruso Grad, trascinandosi Conan OP. Chilometro che se n'è andato in 1,18,8. 500 alla conclusione, lo scatto di Conan OP che tenta l'aggancio con Sherivit a 400 dal palo, il parziale ora in 14,8. Mentre cala Cico Cup, terza posizione in corda per Caruso Grad, poi Corsaro Nero Font, completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo. Si presenta nettamente al comando Sherivit che ora è in piena accelerazione, 14,5 il parziale e stacca gli avversari. Conan OP in seconda posizione, minacciato ora da Caruso Grad, finisce forte a centropista anche Cavour Griff. Nel finale vince Sherivit, secondo posto per Conan OP, al terzo con bello spunto conclusivo Cavour Griff, 29,5 a chiudere, 1,16,6 il ragguaglio conclusivo. Sherivit continua nel suo ottimo momento, era una corsa questa alla portata sicuramente, ma Sherivit ha mostrato ancora di essere in ottima condizione e conquista così il terzo successo nelle ultime 4 uscite. Secondo posto per un molto valido Conan OP che precede Cavour Griff.